Riposo durante la fuga in Egitto di Andrea Solari risulta essere la prima acquisizione ufficiale di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, fondatore del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Il museo si trova a pochi passi dal Teatro alla Scala all'interno del Palazzo Morigia dalla Porta, diventato successivamente Poldi Pezzoli. Il dipinto è molto importante dal punto di vista storico perché ci svela la vera identità del pittore, che era noto come Andrea da Milano. L'opera infatti è firmata. Solari è considerato uno degli interpreti più rappresentativi dello stile pittorico di Leonardo da Vinci e del Rinascimento lombardo. Lavorò per molto tempo a Venezia, dove il suo stile fu influenzato dagli artisti Giovanni Bellini e Antonello da Messina e dal cromatismo veneto. Ma l'arte di Leonardo e il fascino delle sue opere diedero uno slancio significativo alla formazione dello stile di Solari. L'opera ci presenta una Madonna con in braccio il bambino e con una espressione solenne, sicura, girata verso San Giuseppe. Questa posa potrebbe essere stata dettata dalla visione del cartone di Sant'Anna di Leonardo. È possibile riscontrare una somiglianza tra le due opere, ma potrebbe anche essere un semplice caso che la torsione del busto della Vergine sia simile a quella di Sant'Anna. Regna una calma palpabile nella scena, tutto è al posto giusto. Il paesaggio sullo sfondo ci riporta al naturalismo già visto nella pittura fiamminga ed è eseguito con la cura di particolari e con un trasporto emotivo fatto di attente sfumature cromatiche che raccontano di un luogo lontano e tranquillo. Riposo durante la fuga in Egitto è una finestra aperta in una dimensione parallela che racconta la fusione di elementi stilistici differenti derivati dall'osservazione e dall'interpretazione da parte di Andrea Solari delle opere studiate nella sua carriera. Il suo stile personale nel contesto culturale del Rinascimento denota un nuovo rinnovamento del pensiero artistico, tradotto in opere di straordinario interesse.